Dopo una settimana di attesa siamo tornati finalmente all'Arena Biancorossa, anzi che dico una settimana dalla partita, ma erano 3 settimane che la Rotoplas Volano Volley non giocava nel suo palazzetto di casa, l'Arena Biancorossa, e oggi se la vedrà con una delle squadre più giovani della Serie B1, operazione, seconda vittoria consecutiva. Amici sportivi, buonasera da Lorenzo Mina Capelli. Siamo, come ho detto, in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, il tempio della pallavolo volanese, per la 9ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C1 tra la Rotoplas Volano Volley e la Walians Ata Trento. Che dire, la Rotoplas Volano Volley è venuta da un match complicatissimo in trasferta contro l'Euromontaggi Group Porto, dove è riuscita a uscirne vincitrice per 3-2 dopo aver sofferto soprattutto nel quarto set e la prima metà, possiamo dire, nella metà del tie break, ma poi è riuscita a portarsi a casa comunque almeno i 2 punti. Infatti la situazione in classifica è che si trovano al secondo posto a pari merito con l'Euromontaggi Group Porto a 12 punti, però Porto è in vantaggio nel quoziente punti, quindi al momento sarebbe seconda. Però vi ricordiamo che la squadra di Luca Parlatini dovrà di nuovo affrontare la formazione di Porto Mantovano, perché devono recuperare la terza giornata, e vi ricordiamo che sarà il 2 aprile alle ore 20:30 qui all'Arena Biancorossa. E in quella giornata naturalmente ricorderemo anche un avvenimento molto importante, perché si celebrerà uno dei nostri silver sponsor che a livello sociale è molto impegnato, che è la Locanda dal Barbe. Tra poco ve lo spiegheremo. Allora, noi adesso ci prendiamo un piccolo break pubblicitario per la nostra squadra. Siamo di nuovo in collegamento con l'Arena Biancorossa di Volano, 9ª giornata, campionato Serie B1 Girone C1. Una delle formazioni più esperte, come la Rotoplas Volano Volley, se la vedrà contro una delle formazioni più giovani di questa Serie B1, che è la Walians Ata Trento. Probabilmente dovrebbe essere solo la seconda più giovane, dietro solo a quella di Torri, che probabilmente sono quasi a pari merito loro a livello età media. Allora, come detto, la formazione di Luca Parlatini è venuta per una vittoria al tie break per 3-2 e sicuramente è alla ricerca di portarsi a casa un'altra vittoria, perché, come ho detto, a termini in classifica vale veramente oro, ma tanto tanto importante vale. Quindi, che dire, bisogna capire adesso come saranno le nostre giocatrici in campo. Vi ricordiamo che nella scorsa partita il podio non è cambiato, anzi nella partita con l'Amati Pietro Villadore contro l'Euromontaggi Group Porto, ovviamente il podio è rimasto invariato: prima Pozzoni, seconda Barbolini e terza Livia Tresoldi, che negli attacchi è una delle migliori centrali. Che c'è anche da dire che ovviamente manca la centrale di punta Jessica De Val, che per lei la stagione possiamo dire che è matematicamente conclusa, e a livello infortuni manca ancora anche Sabina Perez, l'opposto. Infatti Pozzoni, se la memoria non mi ha mai fregato nelle ultime partite, ha sempre giocato nel ruolo di opposto, con Barbolini e Galbero invece a fargli da attacco un po' più neutro, diciamo, visto che facevano il ruolo di schiacciatori. E come si dice, naturalmente il problema è che se hai fuori una delle centrali che ti mura tanto e hai anche uno degli opposti che doveva partire titolare, ovviamente a livello mentale le squadre possono anche andare un attimino in tilt.
Staremo a vedere se oggi a livello attacco ci sarà una grande prova delle nostre ragazze, se riusciranno a portare a casa almeno i 3 punti, o se l'Ata riuscirà con la sua caparbietà magari a portare a casa dei punti fondamentali, perché anzi, punti fondamentali, loro sono ancora fermi a 0 e magari portarsi a casa i primi punti della stagione. Comunque le squadre stanno entrando sul rettangolo di gioco e vediamo se staremo anche attenti a capire cosa succederà nella giornata odierna. Come annunciato dal Paolo Scrinzi, tra poco verranno annunciati i starting player e non player. Allora, secondo quello della Rotoplas non dovremmo avere per nulla delle sorprese, magari tra un attimo il nostro scoutman, che lui sicuramente starà preparando il rettangolo di gioco sul suo tabellino punti, che dopo ovviamente ci fornirà alla fine di ogni set. Partendo da quello Rotoplas dovrebbe essere sicuramente Pozzoni, Tresoldi, Barbolini, Galvero, Bortolot, Gabrielli e Scannavacca. Quindi, anzi, me l'ha già confermata, lo scoutman sarà la solita, quindi quella che vi ho appena annunciato sarà sicuramente quella. Vediamo invece quella dell'Atta. E ora quello della Rotoplas Volano Volley. Magari quando la musica parte vediamo. Ok. Allora, nessuna sorpresa da parte delle due formazioni. Rotoplas che schiererà Beatrice Pozzoni, Livia Tresoldi, Valentina Barbolini, Emma Galvero, Elena Bortolot, Elena Gabrielli e il libero Marta Scannavacca. Walian Sata Trento, Ilaria Granieri, Maddalena Bertoldi, Greta Carosini, Francesca Baccolo, poi il libero 13 Rebecca Eckel e 17 Serena Blasi. Il primo servizio della partita sarà nelle mani della Rotoplas con il nostro palleggiatore Elena Bortolot. Vediamo il servizio di Bortolot, servito sul libero, e il primo attacco va su Scannavacca, non è andato a buon fine. Bortolot in bagger per Barbolini, salvata da Granieri, Echel, e poi l'attacco della numero 5 Vincente. Non riesce il salvataggio in extremis a Scannavacche, quindi il primo punto è per la Walian Ata Trento, che si porta sull'1-0.
Servizio nelle mani adesso di Ilaria Granieri. Battuto su Pozzoni. L'attacco subito di Bortolò, di Gabrielli, vincente invece l'attacco di Pozzoni. 1 pari. Beatrice Pozzoni che adesso porta la partita sulla parità. Barbolini, capitano, Rotoblas Volano volle al servizio. Vediamo il servizio di una delle giocatrici più attese dalla stagione della Rotoblas. Servito sulla numero 17 Blasi. Il bagger di Granieri e l'attacco murato da Gabrielli. 2-1 il punteggio. Rotoblas in vantaggio. Ancora Barbolini al servizio per la Rotoblas. Battuto il servizio sempre su Blasi. Granieri, attenzione, Scannavacca, Bortolot per Beatrice Pozzoni. Echel, free ball da parte di Blasi. Però Barbolini la lascia uscire perché la palla va out. 3-1 il punteggio. Dai. Ancora Valentina Barbolini al servizio. La Babu Barbolini. Servizio battuto ancora su Blasi. Granieri, l'attacco, attenzione, Scannavacca buono. Gabrieli, free ball, Echel. Granieri, l'attacco subito di Carosini, non va a buon fine. Bortolot, Emma Galbero smorzato dal muro. Granieri, l'attacco di Tascioli non va a buon fine. Ancora una volta Galbero, vincente. E arriva il 4-1 adesso per la Rotoblas Volano volley. E adesso Valentina Barbolini al servizio per la Rotoblas. Ricordiamo Barbolini, figlia d'arte del coach di Scandici Massimo Barbolini. Ricordiamo campione d'Europa con Novara, ultima squadra campione d'Europa italiana. Bortolot, Beatrice Pozzoni, l'attacco vincente. Faimil Road, 5 di fila da parte della Rotoblas, che adesso conduce per 5-1 la partita, e il coach della Marco Mongera chiama il suo primo time out di questa. Vediamo adesso come andrà a finire questa partita. Comunque un inizio di primo set che tutti i tifosi di Volano speravano. Quando capirò come usare bene il programma che Alan ci ha fornito, magari non ho cliccato quel tasto io, quello della musica non l'ho cliccato. Avevo capito che era durante il tempo per me. Cenno d'attesa tra me e il regista Alan Berloffa, che anzi ringrazio ancora per il suo importante lavoro che ci fa, perché senza il suo internet, senza la sua attrezzatura, la diretta streaming non andrà a buon fine, anche perché, come avete visto con la Nardi, è stato un miracolo portarla avanti la diretta facendo tutto da solo. Attenzione adesso, l'attacco di Tascioli vincente. Sì, 2-5 adesso. Attacco di Tascioli in mezzo alle mani del muro di Pozzoni. E adesso Carosini al servizio, schiacciatrice 2002. Attenzione al servizio, battuto su Galbero. Bortolot per Beatrice Pozzoni, vincente. Non riesce la difesa a Carosini e quindi arriva il sesto punto per la Rotoblas. Esce Scannavacca per 3 soldi perché è arrivato il turno al servizio di Gabrielli. Vediamo adesso il servizio di Gabrielli. Nuccia, servito sul libero. Granieri, poi l'attacco vincente di, se ho visto bene, della numero 6, ancora lei, sì, Blerona Tascioli. E ricordiamo, scusate, non ricordiamo nulla, volevo dire che passava in mezzo alle mani di 3 soldi e Bortolot. 3-6 il punteggio. Il servizio è affidato a Francesca Baccolo o Baccolo. Bortolot, Beatrice Pozzoni, pallonetto. Vediamo l'attacco di
Carosini non va a buon fine. Bortolotte per Emma Galbero. Vincente l'attacco. In mezzo alle mani del muro. 7-3 il punteggio. Al servizio va Beatrice Pozzone adesso per la Rotoblas. Gli arbitri dell'incontro, non ve li ho detti prima, sono il primo arbitro il signor Mirko Crivellaro di Bolzano e il secondo Matteo Fellin di Trento. Praticamente abbiamo gli arbitri della provincia, delle nostre province autonome, proprio perché oggi è in corso un derby, proprio il derby tra Rotoblas e Ata. Attenzione al pallonetto di Carosini, preso da Bortolotte. Pozzoni, vincente. 8-3 il punteggio. Cercata tantissimo anche in questa partita Beatrice Pozzoni, e quindi per adesso sono le attacchi veramente vincenti. Quindi Elena Bortolotte ha scelto un bersaglio molto preciso, che è Beatrice Pozzoni, l'opposto, e adesso si vedono i suoi risultati. 8-3. Ancora il servizio di Pozzoni sul libero Ecel. L'attacco di Blasi non va a buon fine perché la difesa di Scannavac è stata ottima. Galbero in mezzo al muro, salvata, no, e 9-3 il punteggio. Si arrabbia Marco Mongera con le sue giocatrici, perché questa difesa poteva essere fatta in miglior modo, e quindi 9-3 il punteggio. Ancora Beatrice Pozzoni al servizio. Vediamo il suo servizio. Ancora sul libero Ecel. Attenzione, l'attacco smorzato dal muro Blasi. E Livia Tresoldi, una bomba di Livia Tresoldi, vale il 10-3. E forse vediamo se Marco Mongera chiamerà il suo secondo time out, che neanche a metà di primo set li avrebbe già usati tutti. Più 7 adesso, 10-3 il punteggio. Beatrice Pozzoni, ancora lei al servizio. Servito su Blasi, il bugger di Ecel, il pallonetto di Blasi non va a buon fine. Bortolotte, magica Elena Bortolotte, 11-3 il punteggio. E allora coach Mongera chiama il secondo time out. Allora andiamo subito a fare la prima pausa per il set. Respira, la libertà ha un profumo, è nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira, la gioia ha un profumo, è quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira, la bellezza ha un profumo, è quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira, sei in Trentino. Finito il primo spot del Trentino, siamo tornati in diretta dall'arena biancorossa. 11-3 il punteggio. Un inizio così la Rotoblas non l'aveva mai fatto in tutta la stagione. Vediamo se continua su questa falsariga tutto il set. Pozzoni ancora sul libero Ecel. L'attacco di Blasi, e Scannavacca ha tirato su una palla difficilissima. 12-3. Marta Scannavacca, che cosa ha tirato su? Voi dalle vostre immagini l'avrete visto sicuramente meglio di noi, perché io sto guardando con la ringhiera davanti, quindi è un po' complicato. Beatrice Pozzoni al servizio, stavolta poteva anche andare out questa palla, però Ecel ha deciso di prenderla. E l'attacco è vincente da parte della Walian Ata Trento, che chiude la serie positiva della Rotoblas. 4-12 punteggio. Al servizio va Blerona Tascioli. Probabilmente non lo pronuncerò giù e mi scuso con i tifosi dell'Ata Trento che ci stanno seguendo. Barbolini out. E c'è la battesa fuori e ha avuto ragione. 5-12 il punteggio. Accorcia un attimino le distanze la Walian Ata Trento, che vediamo il servizio ancora di Tasciolli, battuto su Marta Scannavacca. Bortolotte per Tresoldi, vincente. Livia Tresoldi porta la partita sul 13-5. Emma Galbero pronta al servizio. Attenzione,
Emma Galbero al servizio. Ricordiamo, lei è stata l'autrice del punto decisivo della partita con un ace. Non in questo caso non è stato un ace, però che ha messo tante difficoltà l'Ata. E Valentina Barbolini firma il punto numero 14 per la Rotoblas. Ancora Emma Galbero, dicevo che aveva chiuso con un ace la partita con Porto, quindi una grande prova anche di Emma Galbero. Ma stavolta la palla si spegne in rete. Adesso al servizio sul punteggio di 14-6 va la numero 17 Serena Blasi. Vediamo il servizio di Blasi. Bella fucilata. Ha una mano sola Bortolot. Ha una mano sola Elena. La tiene nella sua metà campo e la serve a Livia Tresoldi con una grande giocata. 15-6 il punteggio. Livia Tresoldi al servizio. Marta al momento sta tirando su un sacco di palloni. Ottime difese, ottime ricezioni. Attenzione. Attenzione. L'attacco di Gabriele Vincente. Livia Tresoldi ha messo in gravissima difficoltà la ricezione della Williams Ata Trento, regalando una free ball che dopo Gabriele ha dovuto solo appoggiare nella metà campo rosso-nera, anzi rosso-grigia, che dir si voglia. Ecco, viva chi è meno daltonico di me. Allora, provato la murata, attenzione, Galbero salva, Pozzoni, attenzione adesso l'attacco di Blasi su Galbero che salva con la difesa. Bortolotto per Valentina Barbolini, ha smorzato il suo attacco dal muro. Attenzione all'attacco in pallonetto, Galbero salva ancora, Bortolotto ha dovuto concedere una free ball. Attenzione, Galbero, Bortolotto per Valentina Barbolini. Fischiata l'invasione, non tocca il tetto ma c'è l'invasione. Quindi in ogni caso il punto arriva alla Rotoblas. 17-6 il punteggio. Più 11. Ancora Livia Tresoldi. Ancora lei al servizio. Sinceramente io non mi è sembrato aver visto un'invasione, però ovviamente l'arbitro sotto rete ha l'occhio più attento di noi, quindi sicuramente ci dobbiamo fidare. Barbolini tocca le mani del muro, scusate, tocca le mani del muro e arriva il 18-6. Un inizio di partita meraviglioso della Rotoblas. 18-6 il punteggio, più 12 sulla formazione di Luca Parlatini, ovviamente su quella di Marco Mongera. Tanto qui la dislessia continuano a prendermela per i fondelli. Qui Gabrieli gli arriva in faccia la palla e arriva il punto del 7-18. Attenzione al cambio per la... esce la 4 Bertoldi per la numero 9 Beatrice Venturato. Quindi al servizio va proprio colei che è entrata al posto di Bertoldi, la numero 9 Venturato. Servizio di Pozzoni, Barbolini, attenzione, l'attacco murato, Carosini, muro vincente, Monster Block. Cambio ancora per la Ata 30, esce la numero 5 Greta Carosini per la numero 3 Camilla Gitti e il secondo cambio invece esce la numero 17 Blasi per la numero... Giacomo. Non è la 8, la 15 oggi. La 8. Cambia numero. La 15 invece che la 8. No? Invece che la 8 è la 15. Che fa? 19-8 il punteggio. Sono stato un attimo in silenzio perché ho dovuto cambiare i numeri di una giocatrice che aveva il numero sbagliato. L'1 esce il 2.
Esce la numero 2, Ilaria Granieri, e il cambio è per Marica Gitti, che entra con il numero 1 e si prepara anche al servizio. 11 punti a separare le due formazioni, 19-8 il punteggio qui all'Arena Biancorosa. Battuto il servizio, bruttissimo il servizio, 20-8, è andata a passare addirittura in mezzo ai nastri di sostegno della rete. Valentina Barbolini al servizio. Guardando il gesto di Luca Parlatini, credo che abbia mimato il 5, quindi di metterla al posto 5. Valentina Barbolini. Chi vuoi che mi senta? Marta Scannavaca con un'ottima difesa. Emma Galbero, Murata. La palla resta nella metà campo, però aveva anche fischiato la portata. 9-20 il punteggio. Voglio dire ad Alan Berlop, per fare un po' di gaffe, che io ho una mascherina, ci sono le urla dall'altra parte del campo, non mi possono sentire. È più facile che sentano il coach Mongera piuttosto che me. Servizio si spegne in rete, 21-9. Come dico sempre a queste dirette, non è solo professionale, ma ci troviamo anche a divertire, però evitando di sparare stupidate, ovviamente, quello voglio confermarlo. E 21-9 il punteggio, il servizio di Gabrielli. Ace vincente. Ace. Abbiamo aggiunto ancora, per essere un po' più ancora meno imparziale, abbiamo aggiunto anche l'Ace. Tra un po' forse This is Volleyball per un punto grandioso della Rotoblast. Pallonetto. Se vuoi te lo passo, c'è anche quello. Se vuoi ti passo anche quello. Ti passo anche quello se vuoi. Col fatto che faccio anche lo speaker, ormai ho tutte le musiche che hanno usato per Rio praticamente, per le Olimpiadi di Rio. 22-10 il punteggio, servizio di Francesca Baccolo si spegne in rete. 23-10. Un primo set praticamente a senso unico per la Rotoblast, che oramai deve veramente andare a dormire per perdere questo primo set. Pronto il servizio di Pozzoni, servito su Tasciolli. L'attacco di Giacomusi non va a buon fine. Scannavacca, Livia tra i soldi in pallonetto, vincente. 24-10, set ball per la Rotoblast, che ha a disposizione adesso ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palle per portarsi a casa il primo set. Vediamo il servizio. Attenzione, il palleggio di Gitti per Giacomusi ancora su Barbolini. Galbero vincente, 25-10. Primo set si conclude così. Allora pausa per i goal sponsor e ricordiamo che senza di loro non siamo nessuno, quindi adesso pausa. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the
Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Se vi siete persi il primo set, vi dico che per i tifosi del Volano è stata purtroppo un set per lo spettacolo, possiamo dire, molto a senso unico, perché la Rotoplas l'ha vinto, pensate, per 25-10, 15 punti di scarto. Però ovviamente per i tifosi del Volano, che sono reduci da 2 sconfitte con Argentario e Modena e poi una vittoria solo al tie break con Porto, un set dominato di 15 punti ovviamente per loro è una grandissima soddisfazione, quindi dobbiamo solo che fare i complimenti alla formazione di Luca Parlatini per il set che ci hanno davvero regalato. Squadre in campo per l'inizio del secondo set. Vi avviso da subito che se il set lo giocano come l'hanno giocato il primo, direi che per l'Ata non ci sarà nessuna chance di recuperare. Allora vediamo come sono andati i punteggi. Allora, come potete vedere dalla sovraimpressione, 25-10 finito il primo set, un ace a 0 per Rotoplas, servizi totale 25-10, 17 attacchi vincenti contro i 7 dell'Ata, 2 muri vincenti contro 0 e ricessioni perfette 42% per le biancorosse e 29% per le rosa grigio. E 2 errori per Rotoplas, 5 per l'Ata. Torniamo allora in partita perché inizia subito il secondo set. Bortolot, Elena Gabrieli, Murata, vincente l'attacco perché le mani la mandano out. Quindi primo punto per la Rotoplas. Siamo sull'1-0. Elena Bortolot, ringrazio intanto Alan che mi ha preparato proprio poco prima dell'inizio del set i punteggi. È stato davvero rapidissimo e ce l'ha. Vabbè, possiamo dire che ce l'hai fatta comunque per il rotto della cuffia, comunque, essendo il primo tentativo che hai fatto, dai. Sii anche un po' contento che sei riuscito a prepararmelo. 2-0 il punteggio. 2-0 il punteggio. Elena Bortolot al servizio. Sicuramente comunque questa è stata una ricevisione sbagliata. Pozzoni 3-0. Inizio a palla di cannone della Rotoplas che attacchi vincenti, sfrutta gli errori ed è 3-0 il punteggio. Come dicono quelli che sperano sempre nelle vittorie dominate, possiamo dire che rischia di essere una partita 3-1 il punteggio adesso. Un po' di prima confusione in difesa della Rotoplas che subisce il primo punto del secondo set. Greta Carosini al servizio, la numero 5 dell'Ata. Servizio out, per poco comunque era in campo. Comunque hanno battezzato bene l'angolo del servizio. 4-1 il punteggio. Valentina Barbolini al servizio. Tanti sono gli errori al servizio comunque, tra palle in rete e palle out. Al contrario della Rotoplas che invece quando ne ha la chance lei se lo fa. E quindi siamo sul 5-1. Ehi. Valentina Barbolini al servizio, la capitana Rotoplas.
Servizio quasi vincente, perché si salva la Lata. Bortolotto per Emma Galbero, smorzato dal muro, ma non a sufficienza per evitare il punto. 6-1. Possiamo dirlo adesso. Sembra una partita che possiamo andare tranquillamente a casa abbastanza presto. Forse prima delle... Il coprifuoco. Esatto. Dipende se poi il terzo set non lo fanno durare fino a magari al 60-62 magari. Attenzione, Barbolini, Bortolot. Forse col piede era andato oltre, però non di questo avviso l'arbitro. Ma però Baccolo firma il 6-2. Era andato tutto. Al servizio va la numero 10 Baccolo, proprio l'autrice dell'ultimo punto. Vediamo il servizio di Baccolo, come va? Su Marta Scannavacca, Bortolot per Beatrice Pozzoni, Murata, quasi. Marta ci stava, Valentina ci stava per fare un miracolo, purtroppo la palla è andata nella direzione dove i giocatrici non c'erano e quindi è arrivato il punto del 6-3. Ma comunque ci sta, dai. Ancora su Marta Scannavacca, la palla è in campo, sì. Ci ha provato Marta Scannavacca a lasciarla uscire, ma la palla era in campo. 6-4 il punteggio. Forse Luca Parlatini potrebbe chiamare il suo primo time out. Ci ha ingannato anche stavolta. Ah, Luca, con quella camminata che ci prendi sempre, ci fai credere altre cose, invece no. Bortolot, Emma Galbero salva Carosini dopo l'attacco smorzato. Attenzione, Bortolot, Elena Gabrieli chiede il tocco Marta e anche Barbolini, ma non è arrivato. 5-6 il punteggio. Attenzione adesso, bisogna stare calmi adesso, perché se da un lato abbiamo una squadra che dovrebbe vincere tranquillamente 3-0, però deve anche stare attenta a non innervosirsi se una squadra leggermente più scarsa, come si dice un po' così, però molto giovane, inizia a recuperare punti. 5-6 il punteggio, quindi anche Luca chiama il suo primo time out della partita e non del set, perché nel primo set ricordiamo che ne ha usati 0. Però posso anche dire ai tifosi del Volano, sarebbe stato troppo bello vedere un set dominato dall'inizio alla fine. Poi adesso sono pronti a smentirmi, adesso dominano di nuovo magari il set. Vediamo. Pronto al servizio, credo ancora Carosini, forse no, scusate, Baccolo su Scannavacca, Bortolotte e Beatrice Pozzoni in pallonetto. Attenzione adesso l'attacco vincente, assolutamente no, perché la palla è stata murata. Monster Block. Eccolo, di nuovo al servizio, di nuovo nelle mani della Rotoblast dopo un break di 3-0. Scusate, penso di aver toccato il microfono. 7-5 il punteggio. Vediamo l'attacco vincente, sì, vincente di Tasciolli, che porta la partita sul 7-6. Lata ci sta provando a rimettere in equilibrio la partita dopo un primo set davvero che ha subito un massacro, proprio 15 punti di distacco. Attenzione, battuto il servizio, sì, il net gli dice di no, e quindi 8-6 il punteggio. Beatrice Pozzoni al servizio. Gli errori al servizio da parte dell'Ata Trento sono stati tantissimi comunque, perché nel primo set, se su 10 palle, su 10 punti, su 10 possibilità di servizio ne sbagli 7, sono comunque tanti, oltre magari qualche attacco. Vabbè, comunque se su 10, però se hai comunque un rapporto 10 punti fatti contro 7 errori, comunque tra attacchi e servizi comunque sono tantissimi, cioè quasi il 50%, anzi anche oltre gli errori quasi. Scannavacca, Pozzoni per Emma Galbero. Attenzione adesso che potrebbe pareggiare i conti. Sì, pareggia i conti Bertoldi.
Insomma, una Ata Trento con le ragazze terribili che si stanno riscattando in questo secondo set. Servizio su Beatrice Pozzoni, Bortolot per Pozzoni. È andata di lusso a Beatrice Pozzoni perché era un attacco insperato il suo, perché doveva essere per Livia Tresoldi e alla fine con un pallonetto molto debolissimo è riuscita comunque a portarsi a casa un punto che sembrava davvero impossibile. Quindi anche fortunata la Rotoblas in questo caso. Emma Galbero, attenzione in 3 sulla palla. Questa poteva essere una portata per Olivia. Attenzione Borbolini, Bortolotto, Beatrice Pozzoni al centro, deve solo chiuderla e la chiude. Però attenzione, Valentina però va comunque a protestare per il per una portata. Qui deve stare attenta comunque sia il coach Parlatini che Barbolini perché rischiano di prendere un richiamo verbale o addirittura il cartellino giallo per questa cosa. Io in questi momenti in cui il punto lo porti a casa starei molto più tranquillo. Comunque 10-8 il punteggio. Poi ci pensa Emma a mettere calma. Ace 11-8 il punteggio. Time out per l'Ata Trento. Quindi pausa per Spot Trentino. Allora, siamo tornati di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa dopo lo spot del Trentino. Intanto abbiamo anche un attimo di collegamento col palazzetto dello sport di Porto Mantovano. Se ho visto bene il punteggio dovrebbe essere 1-0 in favore di Modena, che ovviamente in chiave classifica il risultato peserebbe tanto a favore della Rotoblas, una sconfitta di Porto, contando che vi ricordo ancora che il 2 aprile ci sarà una giornata mondiale dell'autismo dove la Locanda da Barba sarà una delle principali protagoniste, perché è uno dei nostri sponsor a livello sociale, dove la nostra società si impegna tanto, e in quella giornata ci sarà una sorpresa per chi vedrà la partita, almeno nel riscaldamento. Valentina Barbolini vincente. 12-9 il punteggio adesso, 3 punti di distacco. Ovviamente vi ricordo che in classifica noi siamo ancora al secondo a pari merito proprio con Porto, e quindi prendere 3 punti contro 0 sarebbe, per dirvi, mettete caso che adesso noi vinciamo 3-0 e di là perdono 3-0. In classifica andiamo con 3 punti di vantaggio, e facendo un calcolo, contando che andiamo a affrontare la squadra più forte del campionato di Serie B1 al momento, che è la Nardi Pallavolo Volta, avere 3 punti di vantaggio per poi giocarci lo scontro di... contando anche che la Nardi per la prima volta in stagione non esce vincente con un 3-1 o un 3-0. Oggi è uscita vincente al tie break dopo aver rimontato un 0-2 nel campo dell'Argentario. Però ovviamente 1 punto, 2 punti, 3 punti si li poteva comunque permettere di perderli, perché tanto la Nardi ha già la certezza di chiudere il girone C1 già col primo posto. Può anche perderle tutte, può anche perderle a tavolino se vuole perché dovrebbe avere, se la memoria non mi inganna, adesso c'ha 26 punti, ne aveva 24 all'inizio di questa giornata e ne aveva già 12 di vantaggio. Quindi 12 di vantaggio con sole 3 giornate, anzi sì, 3 giornate da giocare, avevi già la certezza, già matematica già con la scorsa giornata. Elena Bortolotta ancora lei al servizio sul punteggio di 14-10. Ormai sembra che la Rotoblas abbia un po' ripreso in mano il pallino del gioco. Ecco, pronto ad essere smentito. Ma sono comunque contento di non avere al mio fianco direttori sportivi che mi urlano addosso. È uscita la numero 5 Carosini per la numero 15 Giacomuzzi.
Servito su Pozzoni, Bortolot, Valentina Barbolini, Vincente. L'attacco smorzato dal muro, ma il muro la manda out. E adesso siamo sul 15-11. 15-11 punteggio. Valentina Barbolini, la capitana Rotoblas, figlia d'arte, al servizio. L'arte di chi? Spieghiamo. Come mai? La figlia d'arte di Massimo Barbolini firma l'ace del 16-11. Si vede che essere figlia di un allenatore campione d'Europa come l'anno di Novara, però ormai quel titolo di campione d'Europa purtroppo Barbolini lo perderà, perché secondo me sarà Augusto Conegliano a portarsi a casa la Champions League quest'anno e il titolo di campione d'Europa. Vedremo nel girone di ritorno quella partita. Comunque 17-11 punteggio. Marco Mongera chiamerà il suo secondo time out, che infatti lo chiama. Quindi allora andiamo sul avanti ovviamente a parlare. 17-11 punteggio. Rotoblas che sta riprendendo. A Perez, Questa è sai che questo è uno schiaffo nei miei confronti, sapere che fa il gesto delle musiche tirolesi a lei? Appunto, perché applaude il nostro speaker Paolo Scrinzi dopo che io mi sono battuto come un matto per mettere le loro musiche, Ah, che malvagità. Com'è che si dice? Cerco di guadagnare punti ma ne sto continuando a perdere, ormai c'è poco da fare. 17-11 punteggio. Allora, Valentina Barbolini al servizio per la Rotoblas Volano Volley. Vediamo ancora il servizio. Autrice dell'ultimo ace. Questa volta l'ace non va a buon fine però. Bortolot per Gabrieli. Salvata. E free ball concessa da Giacomuzzi. Gabrieli, Bortolot. Gabrieli, che botta di fortuna anche stavolta. 18-11. Possiamo dire Elena Bortolot, nella buona e nella cattiva sorte, riesce comunque a portare a casa i punti per la Rotoblas. Quindi oggi complimentoni a Elena che si sta riscattando. 18-11 punteggio ancora. Barbolini al servizio. Servito su Echel. Granieri, l'attacco di Blasi Murata. Attenzione all'attacco adesso di Baccolo. Vincente il suo pallonetto. 12-18. Ora il servizio va da proprio l'autrice dell'ultimo punto, la centrale 2001 Francesca Baccolo. 6 punti a separare le due formazioni qui all'arena biancorossa. Emma Galbero, Bortolot per Beatrice Pozzoni. Attenzione. Oh, attenzione Bortolot. Galbero. Pronta a rischiendere l'attacco. Bortolot. Scannavacca in bagger per Beatrice Pozzoni. Pallonetto sbagliato. Murato. 13-18. E attenzione che il primo arbitro va a sistemarsi il seggiolino perché Bortolotti è andato a sbattere addosso là. Meno male che non è caduto, perché sennò ne nasceva un meme clamoroso per il web. Cannavacca, Bortolot, Emma Galbero, Murata, Bortolot. Cosa ha tirato su Barbolini? Quando si dice il miglior attacco è la difesa, e che cosa ha tirato su Barbolini? Nonostante lei non è un libero, non è una che difende tantissimo. Comunque, rispetto a una Marta Scannavacca, che alcuni miei amici la chiamano Scannavaro per le difese che fa. L'hanno chiamata anche Scannagatta. Perché è un felino, dopo tutto, Scannagatto. In un'intervista Bortolot, Emma Galbero, Murata, Pozzoni, Bortolot per ancora Emma Galbero, pallonetto, Vincente. Sì, 20-13 il punteggio. Meno dominato del primo set, però a un certo punto la Rotoblas ha comunque ripreso il largo. 20-13 punteggio. Ancora Gabriele al servizio. Granieri, l'attacco di Blasi non va a buon fine. Bortolot, scusate, Barbolini, 3 soldi in free ball. L'attacco subito, Vincente, Bertoldi. Grande l'attacco di Bertoldi, che
Non si è fatta pregare di mettere giù quel pallone. 14-20 il punteggio. Vediamo se Luca Parlatini chiama. No, se ne va anche stavolta. Dava l'idea di un time out, invece se ne va. 20-14 punteggio. Servizio su Pozzoni. Bortolotti lì via 3 soldi. Stavolta salvano Lata su Marta Scannavacca. Bortolotti, Beatrice Pozzoni. Smorzato un attimo il suo attacco dal muro, ma risulta alla fine vincente. 21-14. Beatrice Pozzoni al servizio per la Rotoblas, l'autrice dell'ultimo punto. Pronto il gesto classico di Luca Parlatini di in che posto deve mandare la palla. Battuto sul libero. Attenzione, l'attacco di Blasi. Out, se non c'è il tocco, no. Infatti non c'è il tocco a muro. 22-14. Più 8 adesso il distacco tra le due formazioni. Ormai la Rotoblas, a meno che di un blocco mentale, ha un'autostrada verso la fine del secondo set praticamente spalancata. Vediamo l'attacco di Ata. Mamma mia, gliel'ha messa proprio nel punto dove Galbero non se lo aspettava, lasciando un buco nel punto dove Marta non ci può arrivare. Il cambio per l'Ata è entrata la numero 5 Carosini ed è uscita la numero 15 Michela Giacomuzzi. Punteggio di 22-15, 7 punti tra le due formazioni. Servizio su Galbero. Bortolotta, Emma Galbero. Pallonetto sbagliato. 16° punto per l'Ata. Ovviamente adesso Rotoblas non si deve buttare giù d'animo adesso, perché comunque i punti di vantaggio da amministrare sono comunque tanti, sono comunque 6, quando ne mancano 3 per chiudere il secondo set. Ma non si deve adagiare sugli allori. Attenzione, Bortolot che ci mette una pezza alla ricezione sbagliata di Beatrice Pozzoni, se ho visto bene, e arriva al punto del 23-16. Vediamo il servizio di Emma Galbero adesso sul punteggio di 23-16. Attenzione. C'è una discussione tra il primo arbitro e Marco Mongera che alla fine si conclude con un nulla di fatto. 23-16. Emma Galbero il servizio. Granieri, l'attacco di Carosini va out e non c'è il tocco a muro. 24-16, arriva il set ball per la Rotoblas. Volano volley. Emma Galbero ancora lì al servizio. Vediamo il servizio di Emma Galbero, battuto ed è ace. Per l'ennesima volta arriva un ace a chiudere il set. E adesso sul punteggio di 25-16 si chiude il secondo set. 2-0 il punteggio. Pausa per gli sponsor Silver. Torniamo tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 2-0 il punteggio tra la Rotoblast Volano e la Walian Stata Trento. La Rotoblast che dopo 3 partite fuori casa è ritornata alla quarta partita di nuovo al palazzetto di casa, l'arena biancorossa. Dalla regia chiedono se volete coordinare una pizzetta per le 10. È proprio margherita per me. Allora, scusate l'interruzione, però i tempi di coprifuoco ci impongono anche che se si vuole mangiare bisogna ordinare il prima possibile. Cosa prendete? Margherita. Volete tutte margherite? Allora, tra poco Alan Berloffa dovrebbe forse riuscire ad aggiornare il tabellino con i punti, perché in questa partita stiamo cercando di darvi i punteggi del set, non quelli, diciamo, quelli uniti di primo, secondo, terzo, quarto e finché la partita va avanti. Allora, siamo ovviamente con i Silver Sponsor che durano solo 2 minuti. Ovviamente abbiamo ancora un po' di tempo di bianco prima che l'arbitro fischi l'ingresso in campo. Allora, ricapitolando, il primo set si è chiuso per 25-10 e il secondo per 25-16. Praticamente 2 set, guardando i punteggi, praticamente quasi dominati. Anzi, sicuramente il primo stradominato, il secondo un pochettino più equilibrato, ma però la sostanza non è cambiata, il set è rimasto comunque dominato dalla Rotoblast. Allora, giusto il tempo prima che inizi il terzo set, vi diciamo subito come sono andati i punteggi qui in sovraimpressione. Allora, 4 ace contro 1, servizi totali 24-17, in realtà sono credo 25-16 il secondo set. Poi un muro vincente per parte, 46% di ricezione contro 21 e gli errori 4-6. Possiamo dire che gli errori stavolta della Rotoblast sono stati molto più equilibrati con la Walian Stata Trento. E allora, fisico dell'arbitro, inizia il terzo set, servizio della Rotoblast, che inizia con Bortolotto, quasi con un ace. Emma Galvero, Bortolotto per Valentina Barbolini, murata, Scannavacca salva, Valentina Barbolini, murata, stavolta vincente. Ha provato a metterlo nell'angolo più complicato e arriva il primo punto per l'Atta, che col muro porta a casa il primo punto del terzo set, 1-0. Errore al servizio della numero 5 Greta Carosini, quindi siamo sul punteggio di 1 pari adesso. Dovrebbe andare al servizio la Babu, capitana Valentina Barbolini. Battuto il servizio sul libero Ecel, Granieri, l'attacco murato, 2-1, 2-1, il muro dolomitico non si supera ed è Monster Lock. Non ho visto bene chi era. La Gabriella Attenzione Granieri, l'attacco non è vincente di Blasi perché c'è stata ancora una difesa di Marta Scannavacca e l'attacco però della Rotoblast è vincente con Beatrice Pozzoni, la nostra opposta titolare, che tra l'altro, visto che abbiamo parlato che Beatrice Pozzoni gioca in un ruolo non suo, perché in realtà lei sarebbe una schiacciatrice e il vero e unico opposto della squadra dovrebbe essere a quest'anno solo la Perez, che tra l'altro gli mandiamo un gran salutone, che comunque è qui in panchina ma non può ancora giocare, e ovviamente un salutone anche se comunque qui in tribune non ci ascolterà, ma glielo mandiamo lo stesso, magari per qualche amico familiare di Jessica De Vale, va anche a lei, e speriamo che possa tornare presto, almeno per l'inizio della prossima stagione, perché ci hanno purtroppo confermato che per lei la stagione è già comunque conclusa. Valentina Barbolini, l'attacco in mezzo al muro, va a baciare la linea di fondo, si porta a casa il 4-1. rientra per i playoff. Non credo si giocheranno i playoff. Mi sa che non si giocheranno i playoff. A parte che ho sentito bene 4 mesi di stop minimo dopo l'intervento. Dovrebbero essere 4. Siamo già a marzo e non li giochiamo neanche a giugno i playoff.
che a proposito dei playoff è ancora da capire che nuova formula si inventeranno, perché comunque il campionato è pieno di partite cancellate, partite rinviate, annullate per via della pandemia Covid-19. La Federvolley sta pensando ad un nuovo pensando magari a un nuovo formato. Intanto vediamo com'è il punteggio a favore di Porto Villa, che dovrebbe essere, credo se vedo bene, 2-0 per Villa. Praticamente la partita, i primi 2 set sono la fotocopia del match tra Porto e Rotoblast di sabato scorso, che i primi 2 set l'aveva vinti la squadra fuori casa biancorossa. Però ci ricordiamo tutti com'è andata quella partita. Un terzo set equilibrato e poi un quarto set dominato dalle ragazze di 5-1 il punteggio invece da parte nostra, che ovviamente la Rotoblast non ha da pensare come stanno andando dall'altra parte del paese d'Italia, ma devono sapere che qui bisogna portare a casa i 3 punti. Granieri, l'attacco vincente di Tasciolli vale il 6, magari il 6, scusate, volevo dire il 5-2. Numero 10 al servizio, Francesca Baccolo, centrale, 2001. Vediamo il servizio battuto su Marta Scannavacca, Bortolotto, pallonetto di Galbero, vincente, 6-2. Una buona prova al palleggio di Elena Bortolot, che vedo che sta passando palloni a tante giocatrici oggi. E questo è una gran bella cosa quella che sta facendo Elena, perché ovviamente è uno dei ruoli più delicati della pallavolo questo. Bortolotti, Barbolini in free ball. Tensione, invasione, infatti. No, scusate, fallo di seconda linea addirittura, quindi 7-2 il punteggio. Dicevo che comunque il ruolo del palleggiatore, noi che molte volte sento dire tifosi, sento dire persone dire che io quel palleggio lì l'avrei fatto così e colà, però il ruolo del palleggiatore è uno dei ruoli più difficili della pallavolo, se non forse il più difficile di tutti, perché è comunque in mano la regia della partita della squadra, perché il tuo palleggio deve essere quello che risulterà nelle mani della giocatrice che dovrà fare l'attacco vincente. 3-7 il punteggio. Vediamo il servizio di Tasciolli, battuto su Barbolini, che ha avuto difficoltà in questa ricezione. E Emma Galbero, gesto di stissa di Marco Mongera, gesto di stissa. 8-3 il punteggio. Vediamo il cambio, doveva entrare Camilla Gitti per la numero 17 Serena Blasi, proprio l'autrice della difesa sbagliata dell'ultimo punto. Potevano chiamarla Hilary. Sì, così è uguale alla showgirl presentatrice dell'Isola dei Famosi, vero? Per quello dovrebbe chiamarsi Hilary Blasi. Nonché moglie di Francesco Totti, campione del mondo 2006 con la nazionale italiana. Barbolini stavolta non riesce a difendere. Marco Mongera, attenzione, le urla di Marco Mongera, continua a urlare alle sue giocatrici perché aveva chiamato la doppia, quindi giallo. Arriva il giallo a Marco Mongera, perché deve stare attento Marco Mongera, perché ha ricevuto una munizione, rischierebbe adesso la prossima, rischia anche di prendere il punto di penalità. Come ho detto prima, secondo me quando un punto ce l'hai già a favore è inutile protestare, in fin dei conti. Servizio di Gitti, Bortolot, stavolta si salva con Echel, l'attacco salvato da Barbolini. Bortolot, Emma Galbero, Murata, Bossoni, Scannavacca, Barbolini in free ball. Echel, Gravieri, l'attacco vincente di Bertoldi. Adesso siamo sul 5-8 adesso. Come dico, Camilla Gitti ancora lei al servizio.
Vediamo il Bortolotti. Livia Tresoldi è in campo. 9-5. Dov'è la messa? Livia Tresoldi nel punto impossibile col muro già posizionato, la mette sulla linea. Questo è un signor attacco. 9-5 il punteggio. Servizio di Galbero in rete. Comunque c'è da capire una cosa. Per gli attacchi che fa Livia Tresoldi possiamo dire che è stata sostituita per bene a Martina Bogat, che tra l'altro salutiamo, la nostra ex capitana. Comunque lo dico col cuore, Martina. Gelato buonissimo. Oltre che il tuo gelato è buonissimo. Manchi tanto la nostra società e la prossima stagione ti rivogliamo qui, Martina. Valentina Barbolini però firma al punto del 10-6. Livia Tresoldi al servizio per la Rotoblas. Vediamo il servizio di Livia Tresoldi. Attenzione Granieri. L'attacco murato da Elena Gabrieli. Se la palla non va a toccare, non è andata a toccare proprio la rete, perché in realtà Gabrielli non ha neanche tanto esultato. Nel caso comunque o è muro vincente di Gabrielli, altrimenti è attacco sbagliato. 11-6 il punteggio, più 5 Rotoblas e meno 14 alla vittoria. Bortolot, Tresoldi in bagger per Valentina Barbolini, vincente! 12-6 il punteggio. Livia. Servizio per ancora Livia Tresoldi, ancora lei al servizio. Il servizio della ex giocatrice di, se la memoria non mi fa cileca, dovrebbe essere di Ofanengole. Dovrebbe essere una ex Ofanenga. Bortolot, salvare Tresoldi in bagger, a rischiare la doppia. Attenzione! Galbero, Bortolot, Gabrieli subito! Bortolot, bel palleggio per Gabrieli che non si fa pregare. 13-6 il punteggio. Time out di coach Mongera, andiamo col terzo spot e torniamo tra poco. Di nuovo in diretta dall'arena biancorosa dopo il terzo spot del Trentino, uno dei nostri principali sponsor. Comunque a qualche tifoso che ci sta guardando da fuori regione vi dico che il Trentino è una delle belle regioni dove passare delle belle vacanze, che siano invernali o estive. Quindi quando la pandemia sicuramente sarà un po' più placata, sono convinto che è la meta ideale per venire a trovare è il luogo ideale per venire a fare le vacanze. Monster Block della Rotoblas. 14-6. Comunque con questo bel tastierino che mi hai portato, Alan, posso dire che potrei fare tutto da solo praticamente. Finisco di parlare, faccio io. Poi me lo compro. Proverò ad andarlo a comprare. Punto dell'Atta che aveva comunque concluso con un attacco vincente, però c'era anche l'invasione della Rotoblas. 7-14 punteggio. Pronto il servizio di Granieri su Pozzoni, Bortolot, Gabrieli, vincente. Infatti il tocco a muro c'è. 15-7, c'è stato un attimo di indecisione, chiedeva infatti coach il arbitro Crivellaro a Fellini se c'era il tocco a muro, infatti c'era. Nicole Ianeselli al posto di Emma Galbero. Quindi per l'applauso praticamente solo di noi, perché siamo purtroppo come
Purtroppo pubblico zero, tutto solo tramite streaming si può fare. Nicola Ianeselli il servizio vincente. Ace. Bortolotti, fatto ace. Ianeselli è entrato. Purtroppo ho detto una di quelle gaffe che a fine stagione la potremmo mettere. Ero convinto che l'avesse fatto Ianeselli, ma il primo ace e il secondo ace consecutivo l'ha fatto Bortolotti. 17-7 il punteggio. Ormai per l'Atta è l'ultima fermata per salvare la partita. Sta andando. Lo stanno per perdere. Comunque il punteggio adesso è di 17-8. Cambio per la Atta Trento, uscita la numero 5 Carosini per la numero 15 Michela Giacomuzzi, che si prepara al servizio. 9 punti a separare le due formazioni, 8 punti a separare la Rotoblas dal traguardo del 3-0. E ai tifosi di Volano, nonché al mio compagno di regia qui di fianco, dico che non sono scaramantico e io lo dico tranquillamente, anche qualcosa che mi venite a cercare se poi perdiamo. 18-8 il punteggio. La Babu Barbolini, la capitana, al servizio per la Rotoblas. Vediamo il suo servizio. Battuto su Giacomuzzi. Granieri, scusate. E poi l'attacco vincente di Tasciolli, che vale 9-18. Sempre 9 punti a separare le due formazioni. Vediamo il servizio di Baccolo, Vincente, Gabrielli, Pozzoni. Invasione fischiata contro la formazione di coach Mongera, però l'attacco comunque era vincente perché è andata a colpire in pieno volto la povera giocatrice dell'Atta e poi è andata a sbattere sul tetto. Servizio nelle mani di Gabrielli. L'attacco vincente di Gitti. 10-19 il punteggio. Comunque continua questa altalena di 10-9, 10-9, 10-9. Però ovviamente all'Atta non è sufficiente fare un punto e farne uno, subire punto. Deve almeno farne 3-4 se vuole iniziare a recuperare davvero il distacco sulla Rotoblas. Se no la partita, come si vede da queste immagini, è davvero dire finite, dir poco ormai. È quasi Dai, metti dentro la Sara. 20-10 punteggio. Alan, tento a dire queste parole che ci sono dei fan famosissimi di Sara Guerra qui in commento, che potrebbero iniziare a scrivere a Gogo vogliamo la guerra, che tra l'altro salutiamo anche loro. Che ace vincente di Pozzoni, 21-10. Saluto anche ai fan di Sara Guerra che nelle scorse trasferte ci scrivevano tantissimo il loro ingresso in campo. Forse lo scrivono anche adesso. Super Sara, quanto si può? Attenzione. L'attacco di Gitti smorzato nel muro. Bortolotti. Ianeselli. Gitti è andata a sbattere secca sulla panchina. Fortuna non si è fatta male la giocatrice dell'Atta. Ianeselli vincente. 22-10 il punteggio. Meno 3 alla vittoria della Rotoblas. Più 10. Sofia Nalmodi per Bortolotti. E per la gioia dei tifosi di Sara Guerra al posto di Beatrice Pozzoni. Sara Guerra, quindi Anche il libero. e anche il libero Elisa Della Valentina, che prende il posto di Marta Scannavacca. Ormai Luca ha capito che ormai la partita è vinta. Mi dispiace tifosi di Volano che siete scalamantici, ma io lo dico con tranquillità: la partita è finita, è vinta, è vinta. Finché non viene a tirarmi un pugno io lo dico tranquillamente. Attenzione. Gitti, Barbolini, Sara Guerra, Nalmodi, Murata, Guerra, Della Valentina per Ianeselli, Murata, Elisa Della Valentina a salvare Nalmodi. Attenzione adesso.
Oh, attenzione! Ci hanno provato. È la Bortolotti, facciamo. Cammino da 22-11 punteggio. Cambio, esce da 15 Giacomuzzi per la 5, se la memoria... Sì, Greta Carosini. Attenzione, GT al servizio su Elisa della Valentina. E sta la guerra, palleggio perfetto su Livia Tresoldi che non si fa pregare. Arriva al punto del 23-11. Nicole Ianeselli, intanto qui vi diciamo che c'è stata una riunione per decidere chi sarà l'MVP e penso che l'abbiamo già deciso tutti insieme. Però aspetto il 25esimo per dirvelo, non ve lo dirò adesso. Di sicuro non sarò io l'MVP, per quanto mi piacerebbe. Ianeselli, se ho visto bene, Ianeselli ha servito out. 12-23. Di nuovo cambio, esce la 4 Bertoldi per la numero 9 Venturato. E intanto grande notizia per i tifosi di Volano, dove la Rotoblast vince la partita per 3-0. Villa d'Oro Modena ha sconfitto per 3-0 l'Euromontaggi Group Porto. Quindi, gentili amici ascoltatori di Volano, preparatevi al secondo posto in solitaria con 3 punti. Guerra, Nalmodi, Murat. È portata di Nalmodi. Peccato perché se la salvava e faceva punto così, veniva fuori il punto capolavoro. 13-23 punteggio. Sempre 10 punti a separare le due squadre e solo 2 punti per la Rotoblast. Servito su Ianeselli, Guerra, 3 soldi, pallonetto. Attenzione, l'attacco di Carosini, vincente. 14-23, ma non importa comunque. Ci sono comunque 9 punti a separare le due formazioni. Forse Luca potrebbe chiamare un time out solo per calmare la situazione. No, non chiama il time out, quindi Luca va tranquillo e si fida che ormai la partita è finita. Servizio su Ianeselli di Venturato, Guerra, Barbolini. Smorzato il suo attacco, attenzione adesso a Carosini. Mani out e 15-23. Ata che con adesso le riserve dell'Ata stanno iniziando a prendere coraggio. Time out, allora andiamo con il quarto sponsor del Trentino. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa, Atta che ci deve provare a tutti i costi a portare la partita almeno al quarto set. Ora che ci sono in campo le riserve della Rotoblast per fargli fare un po' di minutaggio, però il distacco comunque è abbastanza ancora lungo. Infatti 24esimo punto per la Rotoblast che ormai ha a disposizione ben 9 palle match per portarsi a casa la partita. Livia Tresoldi al servizio. Comunque devo dire è stata una partita che veramente la prima vera dominata da cima a piedi della Rotoblast questa, senza mezzi termini. Servizio di Tresoldi, attenzione, l'attacco di Guerra con salvataggio, Barbolini per chiudere, Murat! se la portavano a casa così a questo punto veniva giù col pubblico sarebbe venuto giù l'arena. 16-24, ancora match ball per la Rotoblast. 25 a attenzione Ianeselli, Guerra e Barbolini per chiudere, ancora Murata, niente da fare. L'Ata dice no, mie care ragazze, non vogliamo andarcene a casa. Comunque è stata una partita davvero molto veloce, perché comunque sono le 21:41 e comunque il terzo set è già quasi in conclusione. Della Valentina, Guerra sempre per Barbolini.
Attenzione. Vediamo l'attacco di Gitti, smorzato da Gabrielli. Vincente ancora l'attacco, 18-24. Vai raghe! A mollare non ci pensano proprio. Dai! Il servizio di Granieri su Ianeselli. Guerra ancora per Barbolini. Pallonetto. Vincente? Sì, è vincente. 25-18. Finisce qui la partita. Seconda vittoria consecutiva per la Rotoblas Volano Volley, che vince per 3-0. Allora, andiamo con lo spot del Trentino ultimo e poi vi diciamo che è stato l'MVP dell'incontro. Allora, in diretta di nuovo dall'Arena Biancorossa. Questa volta il premio MVP ce lo abbiamo e questa volta ce lo fornisce Cagliari Fiori, che è un bel mazzo di fiori per l'MVP di questa partita. E dati alla mano, oggi l'MVP, dopo tante partite piuttosto opache, possiamo dire che oggi il premio MVP se lo merita Elena Bortolotto, perché oggi ha fatto una prova al palleggio veramente magistrale. Se anche i miei compagni qua di tavolo me lo confermano. Andrea Zeni, confermi? Cagliari Fiori di Volano. Abbiamo segnalato il nostro Michele De Monti, responsabile marketing di Volano Volley. L'MVP della serata è l'atleta del Volano Volley, Elena Bortolotto. E infatti Elena Bortolotto confermata l'MVP. Allora, noi con i parziali siamo davvero alla fine della nostra diretta streaming. Allora, ricapitoliamo come sono finiti. Come potete vedere in sovraimpressione, 25-10 il punteggio del primo set, 25-16 il secondo e 25-18 il terzo. Rotoblas Volano Volley 3, Waliansat Trento 0. Noi siamo davvero quasi alla fine della nostra diretta, perché c'è solo forse il tempo di dire se Andrea Zeni ci manda il tabellino di fine partita, magari. Direi che non c'è proprio tempo del tabellino, quindi allora direi che chiudiamo allora questa diretta. Vi ringraziamo tutti di essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento, vi ricordo, è per sabato prossimo, sabato 27 marzo, ore 20:30 al Palavalle di Volta Mantovana, 10ª giornata tra Nardi Pallavolo Volta e Rotoblas Volano Volley. Allora, ringraziamo Volano Volley che ci ha fornito il canale streaming, Andrea Zeni per i tabellini del set, Alan Berloffa, cabina di regia, e da parte di Lorenzo Minacapelli è davvero tutto. L'appuntamento, come vi ho già detto poco fa, è per sabato prossimo, ore 20:30 a Volta Mantovana. E adesso sigla finale, Spiking Forever.